Telaio giorni senza fine, ogni colpo di spazzola lasciava solo spine. La ruggine cadeva ma sotto c'era il vuoto, buchi nel pianale che sembravano un ricordo storto. Ho acceso la saldatrice imparando a sbagliare, la miera che si piega ma non vuole mollare. Poi tubi dei freni sono esplosi di colpo, ruggine negli occhi e il fiato sempre più corto. Otta, mi fai sudare, tra bulloni e sangue da imparare. Da, non mollerò, anche se duro io ti alzerò. Hola a tutti ragazzuoli, buongiorno, benvenuti in questo nuovo weekend del lavoro. Ovviamente con un caldo assurdo. La mattina, cioè, più o meno si sta bene, sono 27 gradi adesso. Però c'è un po' di venticello e per le prime ore del mattino si sta bene. Dopo basta, si schiatta. Letteralmente sta facendo temperature che di solito ci sono in pieno agosto. Roba proprio che da toccare 37-38 di media, con una umidità altissima. Però che ci dobbiamo fare? Oggi sono venuto in auto per muoverla un po' e anche perché ho cambiato tutto il sistema, tutto questo blocco qua, scusate il buio, però diciamo dove ci sono le frecce, tutto il blocco perché non mi andava più la freccia. Ho cambiato il clacson, quindi ho fatto un po' di manutenzione mentre era a casa che non la usavo. Solo che oggi l'ho provata perché poi ho avuto un problema con l'airbag, comunque è a posto, solo che oggi per mantenere le ruote dritte il volante è stortissimo. Non so che voi vedete poco. Vedete, adesso le ruote sono dritte ma il volante è storto. Probabilmente nel muovere il volante, non so, prima di rimuovere il volante l'ho posizionato. Ho posizionato le ruote storte e non mi ricordavo più. Vabbè, infatti visto che l'ho anche usata perché stasera devo andare a fare la spesa anche per quello, così l'ho provata. Più tardi mi ritaglio un pochettino di tempo che rismonta il volante e lo metto dritto. Vabbè, pazienza. Stamattina anche l'ho lavata col mio metodo, quello che vi ho fatto vedere quest'inverno. Infatti si vede che è venuta un po' abbastanza una merda, che vi dirò di lato è venuto molto meglio. Dietro ma dietro era veramente messa male perché voi vedete la quantità di polvere che c'è sotto, c'era anche sopra. Quindi come al solito, per averci perso 5 minuti e non averla toccata il risultato è accettabile. Oggi comunque continuiamo, anzi dovremmo secondo i piani terminare l'installazione di tutti la tubazione freno fino alla pinza posteriore, perché domani ho l'aiuto teoricamente di mio padre che facciamo lo spurgo e finalmente lo accendiamo e lo spostiamo da questa posizione che è qui da 5 mesi, non lo so. Dopo questo è anche un piccolo obiettivo raggiunto. Tanta fatica però se non fai fatica che bello c'è. Bene, mi preparo e continuiamo il montaggio dei freni. Ah, aspettate, altra cosa. Ho comprato Io sì, ho comprato le clip a 2, come vi dicevo, in modo che dove non riesco a far incastrare 4 tubi nelle clip a 4, ci mettiamo quelle a 2, anche di più ne mettiamo, così sono sicuro che non si toccano tra di loro e sono tranquillo. Alla fine l'ho preso su AliExpress perché l'ho pagato la metà rispetto ad Amazon e comunque anche se arrivano con più calma non c'è fretta perché tanto non abbiamo un sallo. Quando arrivano li montiamo. Bene dai, iniziamo che già sono 5 minuti che parlo, ogni volta è così con l'intro. Vabbè, sono fatto così, mi piace aggiornarvi. Quindi c'è già le bande, dai, su. Ragazzoli, eccoci qua, aggiornamento delle 12:30, è ora di pranzo. Ho un po' sottovalutato il lavoro dell'ultimo passaggio dei tubi perché di per sé non è stato tanto semplice. E poi tra l'altro con un paio di problemini che adesso vi faccio vedere. Nel frattempo ho anche verniciato così proprio al volo con la bomboletta di fondo antirugine queste placchettine
che sono tipo dei ferma, dei blocchi per i tubi. Siccome erano un po' arrugginite, ho dato la grattatina e ho dato una verniciata, ma una roba così c'è. Volendo potevo anche comprarli nuovi, li avevo trovati, però non ci ho pensato e vabbè, mi ho dato una verniciata. Adesso gli do un altro colpetto così si asciugano. E adesso vi faccio vedere sotto. Avete visto prima un time lapse. Lì non è che posso parlare, avete solo visto il passaggio del primo tubo, quello più lungo, che va alla ruota posteriore destra. Allora, eccoci qua. Come vi stavo dicendo, la posteriore destra, che è quella più lunga, l'ho praticamente collegata. Eccolo qua, qua c'è l'aggiunta. Qua c'è tutto il passaggio che ho seguito come l'originale, che avevo fatto le foto. Più o meno, ovviamente, cioè non è che è proprio semplicissimo piegare i tubi una volta posizionati in una certa maniera. Vedete quello qua qui dietro, e questo è quello più lungo. Poi c'è quello sinistro e quello qua che è più corto, ma ahimè su quello sinistro il tubo mi è risultato veramente lungo. Io qua adesso vedete più o meno ci siamo, ma ho dovuto tutto piegarlo anche internamente lì perché era molto più lungo. Questo credo perché dietro il serbatoio, cercando di capire bene come erano collegati, dovrebbero un po' salire, perché lì dentro c'è un vabbè, poi magari quando tireremo via il serbatoio che li sistemiamo vi farò vedere, però in teoria salgono un po'. Questo qua non so perché è il risultato perfetto, cioè non ho veramente, seguendo le sue linee è il risultato perfetto, anche se teoricamente anche questo poi dovrebbe salire, però boh, si vedrà. Questo però è veramente lungo, quindi ho fatto un po' di pieghe qui dietro e lì in fondo, da qua, qui l'ho fatto andare verso l'alto in modo da poterlo congiungere, unirlo. Intanto faccio così: una volta tirato sul serbatoio, come ho già detto, lo blocchiamo bene tutto lì dietro, gli facciamo fare la curva meglio di là dove è poco accessibile e vedremo sistemare in qualche maniera. Altra cosa, le clip, queste qua sono tutte nuove, tutte 5 nuove, e non era intenzione di usarle, ma volevo usare quelle vecchie, ma mi sono reso conto che durante l'innesto non si innestavano. Quindi o nel momento che le ho tirate via si sono rotte, cioè a prescindere si rompono e quindi non tengono, o non lo so, col tempo si sono dilatate e non tengono più. Sta di fatto che il conto che avevo fatto ovviamente adesso è sballato perché mi mancano quelle dietro il serbatoio. Non fate conteggi a cicco cicco, prendete qualcosa in più perché succedono queste cose qua e adesso devo fare un altro ordine con quelle altre clip pagando la spedizione. Vediamo se riesco a metterci dentro qualcos'altro per sfruttare la spedizione, cosa avevo già fatto con l'ultima, cioè con quella precedente. Vabbè, avete capito. Sta di fatto che mi mancano clip e devo rifare l'ordine. E queste qua che ho preso nuove vanno da Dio, vanno benissimo. Prima di innestarle ho messo il silicone nel foro, anche se c'è l'antiruggine e tutto, però almeno il silicone fa ulteriormente da antiruggine e comunque crea un po' di flessibilità. Comunque io continuo a chiamarlo silicone in ogni video, ma è un sigillante questo qua. Vabbè, dai, in qualche maniera io ovviamente non posso neanche accorciare il tubo perché ovviamente c'è la cartella, quindi non è che posso accorciare il tubo. Quindi si sistemerà una volta che abbiamo più spazio dentro il serbatoio, in qualche maniera si fa. Magari non usando le sue clip, usando delle fascette, qualcosa, ma lo sistemiamo. Lo sistemerò al meglio possibile, in modo che non tocca niente, non sfregano, non vibrano. Adesso comunque mangio, poi collego quella parte lì che mi ha fatto rognare e poi facciamo la parte dietro che dovrebbe essere quella più semplice. Allora ragazzi, eccoci qua, ho appena finito di mangiare. Adesso insieme colleghiamo questo al volo. Aspetta, devo tirare via prima il nastro che avevo usato per evitare che se andasse sporco si rovinasse. Va bene, vedete alla fine questi due fanno così, non so cosa state vedendo. Ecco, così e dovrebbe fare tenuta. Non va stretto tanto. Adesso io le tiro un po' senza esagerare, poi domani quando facciamo lo spurgo e tutto do un'occhiata che sia a posto. Ok, e già qua diventa duro,
Quindi basta, mi fermo qua, non esagero. Non dovrò mai mettermi in pressione. Controlliamo. Adesso questo qua non so neanche io come lasciarlo. Sì, penso che qua lo blocchiamo, dai, almeno questo. Blocchiamo qua. Tanto questa clip. E basta, qua lo lasciamo così. Oddio, ok, nastro. Avete visto? Boh, non è che ho messo troppo storto. Vabbè, speravo che avete visto qualcosa. E questa parte qua l'abbiamo conclusa. Adesso io qua ho i flessibili. Eccoli qua, questi qua con femmina vanno qua, da cui ci agganciamo di qua il tubazione, questa che abbiamo appena passato, e di là ci passerà l'altra piccola tubazione in rigida e dopo l'ultimo flessibile. Dovrebbe essere la parte più semplice. Speriamo. Allora ragazzoli, primo lato montato, questo lato qua è completamente terminato. Ho seguito il giro originale che faceva il tubo fin qua. Adesso passo con l'altro lato, ma prima ho risolto il problema del volante. Adesso come potete vedere, vabbè, si vede poco, però è dritto, il volante è dritto. Ho messo anche le ruote dritte per darmi un riferimento, ho usato uno spago che mi seguo il bordino del cerchio, almeno ho trovato questo sistema e in teoria dovrebbe essere a posto. Ecco, questo è in 1000 righe, che tra l'altro queste 1000 righe sono quelle che dovremmo usare per smontare l'albero di trasmissione. Adesso questo qua lo avvito, lo tiro bene e dovremmo essere a posto. Poi spero che non venga fuori allarmi di airbag, in teoria no. Non mi tocca entrare in centralina e cancellarlo, ma boh, basta, ma non riesco più, adesso devo usare la chiave. Vabbè, finisco qua e dopo insieme vi faccio vedere il montaggio dell'altro lato del tubo. Allora ragazzoli, come al solito non so cosa stareste vedendo. Sapete che io ci provo. E non è neanche semplice. Comunque ho già passato quello rigido, va dato anche la sua curvatura. Adesso prima di tutto andiamo a pulire un po' col pulitore freni interno a filetto dove andrà il nuovo tubo, così eliminiamo sporcizia residua, e poi puliamo anche per un discorso di domani di verificare che non ci siano perdite, così tutto bello pulito e sgrassato. Allora, prima cosa bisogna avvitare questo sulla pinza, perché se fate il contrario non funziona, perché qua si incassa e dopo non riuscite più a girare il tubo. Quindi prima incastriamo questa, avvitiamo, questa lampadina, quella portatile della Takside, lampadina a batteria, è veramente buona, ma ho visto che c'ha il difetto che subito ti butta subito tutta la potenza, dopo un minuto si abbassa un po', non so perché. Ok, è arrivata praticamente quasi a fine corsa, a mano non si dice più, adesso la tiriamo la chiave e non sto vedendo niente, e voi penso peggio di me, ma vabbè. 9:12, 14, dove sei? Allora, lo tiro il giusto, rimane tanto spazio anche di assido. Ok, il giusto senza esagerare. Bene, una volta tirata questa, possiamo questa qua incastrarla qua, che va a bloccarsi, perché la sporcizia, ecco, vedete cosa mi sono dimenticato qua di dare una spazzolatina. Vabbè, ormai ecco qua, si incastra, eccolo lì, adesso si è incastrata e non si gira più. Questa qua è insvitabile, proprio neanche le vibrazioni peggiori possono svitare. Si può svitare questa, ma se pensate di mettere del freno a filetto, di mastici, un qualsiasi tipologia di una pasta o qualcosa per i filetti, sappiate che per le tubazioni dei freni non va bene, perché teoricamente non si mette niente.
solo se si usa roba da gara. Esistono delle paste, dei sigillanti speciali apposta, ma per l'uso automotive non serve a niente. Anzi, si rischia che si rovina perché l'olio che è acido, l'olio che è acido? L'acido dell'olio dei freni va a corroderlo, a rovinarlo e dopo fa più danni. Quindi adesso incastriamo qua la fascettina e avvitiamo. Adesso tira, anche qua quanto basta, che non so neanche io quanto basta, però io do una certa forza senza esagerare. Basta, domani verifichiamo. Bene, anche questa è fatta, adesso incastro qua tutto e siamo a posto. Bene, ho tirato anche tutti i tubi qua, quindi sono tutti a posto. Ho rimontato la vaschetta dell'acqua e questa zona qua è pronta per essere domani per caricare l'olio e spurgare. Tra l'altro vediamo un po' di curiosità dentro la vaschetta quanto ne è rimasto. Quasi vuoto. Molto bene. Ok, è tutto pronto per lo spurgo, quindi è tutto collegato, tutto a posto. Adesso non voglio fare tardi perché devo andare a fare la spesa. Quindi nel tempo che mi rimane vado sotto, taglio tutte le fascette del fascio cavi che avevo bloccato sull'albero di trasmissione e le metto, cerco di metterle in sicurezza in modo che domani se spostiamo in mezzo, comunque per accenderlo eccetera, abbiamo tutto libero sotto. Anche perché comunque devo poi spostare gli sportelli e mettere il sedile di nuovo, magari lo faccio anche dopo questo. Che strano che sarà spostarlo. Che figata, bello. Sì, lo so, mi emoziono con poco. Ragazzoli, allora, in maniera provvisoria ho fissato i cavi al telaio con più o meno il giro che facevano in origine. Tutto qua, vabbè, qua è un po' pendente, ma è lo stesso. Fino di dietro. Anche lì provvisoriamente ho rimesso il cavo, questo qua del freno a mano, in modo che non tocchi niente, la ruota, trapezzo eccetera, e quindi non c'è niente che tocca. Idem qua dietro ho fascettato i cavi un po' così a caso, in modo che vabbè, in modo che è tutto libero. Il freno a mano non lo monterò perché sarà poi da smontare, perché per tirare via qua la pompa i tubi e c'è la vite proprio sotto. Che culo, quindi bisogna smontare qualcosa di freno a mano, quindi è inutile usare freno a mano. Tanto poi blocchiamo, mettiamo la marcia e mettiamo i legni come abbiamo fatto fino adesso e non va da nessuna parte. Dai, l'obiettivo per oggi è stato concluso. Adesso vado via e così domani pronto per fare lo spurgo. Poi non so cos'altro si farà domani, si vedrà in base alla situazione, in base al tempo che si perde, perché considerate che fare lo spurgo c'è tutti i tubi vuoti e bisogna fare su tutte e quattro le ruote, stando attenti a non rimanere la vaschetta senza olio e considerando che facciamo uscire un po' quello che rimane davanti con l'olio vecchio, vabbè, si ci metterà un bel po'. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo domani che è domenica, cioè per voi fra qualche secondino. Qua si schiatta ovviamente di caldo, ma va bene, ormai ci si abitua. Buona volta si abitua anche a questo, a sudare sempre. Quindi dai, a fra poco. Mi fai sudare, tra bulloni e sangue da imparare. Non mollerò, anche se duro io ti rialzerò. Albero e serbatoio, un rompicapo, ogni vite nascosta, un altro intoppo, ma pezzo dopo. Buongiorno ragazzoli, buona domenica, che se state guardando il video quando esce è di domenica, quindi tutto combacia. Benvenuti in questa nuova giornata di caldo e afa. Ci sono temperature già assurde, sono 27 gradi, mi segnava quando sono partito di casa, adesso le 7:40 tipo. Va bene. Adesso mio padre è praticamente partito, cioè stava partendo quando io ero appena partito, quindi più o meno penso che 10 minuti sarà qua. Io adesso subito libero sotto perché anche lì c'ho lo scarico, però dobbiamo lavorare sullo spurgo sotto e mi sa che anche lo sportello adesso, vero? Monte sedile e poi niente, aspetto che arriva e iniziamo. E vi do anche un'occhiata
a dove sono gli sfiati per fare lo spurgo, che non ho mai guardato, quindi do un'occhiata e mi preparo, se magari preparo le chiavi, mi preparo tutto il set. Bene, dai che oggi lo accendiamo e lo spostiamo, forse, vediamo, non lo so. Pronti per l'opera. Allora, è arrivato l'olio Tech della Brembo Dot 4. Qua siamo già attrezzati, abbiamo pulito tutta la vaschetta, vedete che bella pulita. È rimosso anche un filtrino che è un po' dilaniato, è stato un casino tirarlo via. Era difficilissimo da rimuovere, però ce l'abbiamo fatta, almeno l'ho pulito per bene dentro. Adesso rimettiamo il filtro, cominciamo a buttare dentro olio e fare lo spurgo. Eccoci qua, pronti, mettiamo il primo, vediamo finché si riempie, finché va giù. Oh, guarda che bello che è. Tanto secondo me un po' scende, a parte che finché non arriva il filtrino. Ah no, c'era anche sotto uno. Sì, E va giù così senza... Bene, adesso si inizia a pompare. Allora, come avete visto dal time lapse, abbiamo fatto gli spurghi di quelli posteriore e faccio vedere lo schifo dell'olio, cioè guardate qua. Che nerume. Sono usciti anche pezzi di ruggine e su questo qua è uscito addirittura tipo della melma bianca densissima, chissà. Comunque qui dietro abbiamo fatto, non vi ho fatto vedere prima perché ovviamente non potevo perdere tempo a fare il video, ma ci sono state due perdite. Allora, una è stata su questo tubo qui, che credo che non l'ho neanche tirato perché era veramente lento. Subito ho perso qua, neanche avete l'impressione di niente, perdeva solo avendo messo l'olio. E poi perdeva anche da qua, da questa zona qui, e basta. Per adesso siamo a posto, ho controllato tutto e per adesso non perde più niente. Adesso facciamo riposare il piede e la gamba di mio padre e poi facciamo davanti. Allora, adesso in diretta vi faccio vedere, vediamo lo schifo, il primo schifo che viene fuori quando facciamo il primo spurgo. Questo qua è quello davanti. Adesso siamo passati. Non so cosa state vedendo, comunque non è tanto sporco qua. Non è uscito lo schifo che è uscito prima. Sì, vai, pompa. Sta uscendo molto meno sporco rispetto a dietro, Meno sporco rispetto a dietro. Aia, ogni volta che apro sbatto. Ok, vai, pompa. Bene, abbiamo rifatto lo spurgo dietro, delle ruote dietro, per capire se era tutto a posto. Il livello è anche un po' altino qua, però va bene, lo lasciamo così. Ho attaccato la batteria. Adesso, prima che mio padre va via, per essere sicuri che non ci sia niente, che funzioni tutto, la accendiamo e vediamo che suono fa senza il silenziatore dietro. E provo a pompare con la pompa che funziona e tutto, che non ci siano perdite, e basta, così siamo tranquilli nel caso ho bisogno, almeno c'ho l'aiuto. A posto. Bene ragazzuoli, ho appena finito di pranzare, ho mangiato anche troppo, sto callo, vabbè, sarebbe da evitare. Ringrazio di nuovo mio papà, tanto so che stai guardando il video, ciao papà, grazie. Come avete visto sembrerebbe tutto funzionare perfettamente, quindi sono veramente contento. Un altro piccolo tassello del puzzle che è stato rimesso al suo posto. Allora, non lo tiro giù oggi perché, adesso vi spiego, andiamo a terminare di verniciare con il fondo la parte internamente. Ovviamente adesso voi non vedete niente, ma comunque quella parte all'interna, sia di qua ma anche qui sotto, dove, se vi ricordate, era messa veramente male. Abbiamo messo convertiruggine, adesso gli do una grattatina
Gli do a pennello il fondo. Faccio questa cosa qua finché ho il comodo, il furgone ancora alto da dietro. C'è da fare questo e ci sarebbe poi, una volta asciugato, c'è da metterci poi l'antirombo, ma quello si può fare anche comunque col furgone dritto, comunque dopo lo possiamo anche rialzare, non scherzavo perché se lo smontiamo. Comunque si riesce a fare anche dopo. Un po' magari meno scomodo, anzi no, forse essendo più basso viene anche più comodo. E poi ci sono altri piccoli punti dove mettere l'antirombo che avevo saltato ancora lì in giro, perché l'ultima volta, domenica scorsa se non ricordo male, non l'ho fatto in tempo, mi era anche finito l'antirombo nel contenitore, era già tardi e quindi ho mollato lì. Non credo di riuscire a fare tutto questo oggi, però ci proviamo. A prescindere, prossimo weekend credo che sicuramente lo tiriamo giù dalle pedane, alziamo il muso e faccio anche una prova qua di freni ancora in movimento, così al volo, e cominciamo un'altra parte di avventura bella sostanziosa. Per chi non lo sa, cioè lo smontaggio di una parte dell'albero di trasmissione per rimuovere il serbatoio, per poterlo pulire e per poter grattare tutto sotto. Ma adesso andiamo avanti con questi piccoli ritocchi che rimasti indietro. Comunque sono soddisfatto ogni volta che succede che si fa un gran lavoro terminato, è bella la soddisfazione. Poi come avete visto il silenziatore non so cosa faccia perché non cambia niente il suono dello scarico. E poi ho notato, a parte che il motore si è acceso in un nanosecondo, girava benissimo nonostante comunque 4-5 mesi che era fermo. Però ho notato che c'era accesa la spia delle candelette sul cruscotto. Non ho idea del motivo perché non l'ho mai fatto. Ma vabbè, non lo so, quello si capirà prossimamente. Scusate il buio, ma adesso metto via un po' di casino perché ci sono chiavi sporche in giro, strofinacci, devo un attimo fare una piccola pulizia. E dopo mi butto sotto e do il fondo. Beh ragazzoli, è quasi un qualcosa di invivibile. Oggi c'è un'umidità e un caldo pazzesco. Adesso nel pomeriggio vedete c'è il sole da questo lato, quindi si scalda tantissimo. Dopo non posso aprire perché mi entra il sole, a parte che entra solo caldo. Ho fatto una sudata solamente per dare una grattatina a quei punti che dobbiamo verniciare e a pulire. Cioè, qualsiasi cosa fai, appena ti metti a fare un micro movimento cominci a sudare, ci sciogli proprio goccioli. Impressionante, si fa molta fatica. Per chi lavora in queste condizioni lo sa benissimo. C'è di peggio, però si fa molta fatica, ci stanca tantissimo. Adesso è pronto per verniciare la zona. Bevo un caffettino proprio velocissimo al volo e vernicio. Vi faccio vedere forse dopo il finale, perché tanto sarete stufi anche di vedermi verniciare. Ma non è finita qua, anzi abbiamo appena iniziato. Vabbè dai, cioè non so se mi vedete. Io spero che in qualche maniera si veda qualcosa. La quantità di sudore, come sto gocciolando, e sono stato seduto o sdraiato a dipingere. Cioè vi lascio solo con la maglietta bagnata. Cioè, guardate, io adesso mi sto girando attorno solo per capire se in qualche momento c'è la luce addosso e mi si vede bene. Però è una cosa assurda. Mamma mia che difficoltà. Comunque ragazzi, sono le 4, ho appena finito di dipingere, vabbè, di passare il fondo di ruggine. Cioè guardate quanto me ne è rimasto, niente, fino all'ultima goccia. Se avrei messo 5 grammi in più sarebbe stato buono, però vabbè, ho fatto comunque tutto quello che dovevo fare. Vedete tutta la parte dentro. Ora è ovviamente difficile farvi vedere le zone, però in teoria così riesco a farvi vedere, vedete? Tutta la parte che era messa di merda, abbiamo messo il converteruggine, l'ho grattato e adesso il fondo, poi ci sbarreremo mezzo chilo di antirombo. Bene, pulisco qua tutta l'attrezzatura e dopo penso ad affarsi perché non lo so, adesso vediamo che caldo dà veramente alla testa. Bene ragazzoli, per oggi basta. Dopo aver verniciato praticamente ho sistemato un po' di cosette e mi sono dato un'occhiata sotto il vano motore perché adesso l'ho messo via, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete, ho rimosso il paramotore, chiamiamolo, che è veramente un bestione, cioè è di ferro, alluminio, comunque non è plastica. L'ho rimosso, sono stato sotto a guardarmi tutta la zona motore, sottomotore, da capire dove viene giù l'olio. Ho visto un po' di punta, ad esempio il sensore, c'ho il manometro per la pressione turbo, è attaccato con il sensore attaccato sotto in una zona motore e lì perde
Ci sono vari punti che comunque mi sono anche segnato, ho dato un'occhiata. Poi ho un po' lubrificato, ho messo il VD40 nei bulloni che dovremmo svitare più avanti poi per l'albero di trasmissione. Ho fatto queste 4 cagatine, niente di che. Mi sono guardato se avevo altri ricambi da prendere ordinando le clip che ci servono. Niente, ho praticamente, tra virgolette, cazzeggiato un po' perché non avevo altri lavori piccoli da poter fare. Adesso comunque io vi saluto. L'obiettivo di questo weekend è riuscito anche, sono davvero contento. Prossimo weekend inizia a vera e propria un'altra parte di avventura bella grossa e dopo sarà l'ultima per quello che riguarda meccanica, grattare sotto eccetera. Ma vedremo, dai, sto caldo si fa veramente tanta fatica. Vi ringrazio per aver seguito il video, ci vediamo il prossimo weekend. Come al solito, se vi va per supportarmi lasciate un like e iscrivetevi al canale per tenervi aggiornati. Quindi ci vediamo al prossimo weekend e voilà.